Greenpeace è alla Barcolana non certo per protestare contro il mondo della vela o contro questa regata, ma perché Gazprom, lo sponsor principale di Esemit Europa 2, rappresenta una grave minaccia per l'Artico e per tutti noi. La piattaforma della Gazprom sarebbe la prima a trivellare il petrolio in Artico e ci sono comunque gravi e seri dubbi sul fatto che possa resistere alle dure condizioni climatiche della zona, con temperature che possono raggiungere anche 50 gradi sotto zero e una copertura di ghiaccio per quasi 2/3 dell'anno.